Lei ha sempre detto che la scuola è il suo pezzo di cielo dentro in una stanza buia, quindi per lei è veramente è- si sente proprio sollevata a ricevere una notizia così importante. Da oggi Elena ha il cuore un po' più leggero e potrà concentrarsi nella sua battaglia contro il tumore. L'Istituto Sartor di Castelfranco ha finalmente sciolto ogni riserva e con una lettera ha informato la famiglia che da martedì prossimo la 17enne potrà seguire le lezioni a distanza. La comunicazione è stata firmata dalla preside Antonella Alban, che in mattinata ha incontrato anche i rappresentanti delle varie classi. Proprio la mobilitazione dei ragazzi accanto alla forza dei genitori di Elena ha fatto la differenza in questa vicenda. È stato veramente un gran sollievo per noi. Ringrazio tantissimo la dirigente che si è operata a trovare una soluzione tecnica e ringrazio tutto il collegio docenti e soprattutto i compagni di classe che si sono adoperati nella mobilitazione di martedì e abbiamo ottenuto un ottimo risultato. In questo momento le emozioni sono molte. Papà Matteo ringrazia anche il presidente della regione Luca Zaia che ha inviato una lettera a Elena definendola un esempio che ha suscitato nei suoi compagni spirito di comunità. La 17enne potrà seguire le lezioni sia da casa che dall'ospedale. La vittoria di Elena è una vittoria di tutti, soprattutto di chi si trova a vivere un momento di difficoltà dove ogni energia è preziosa. È importante però che sia la normalità ottenere tale risultato, perché non si può misurare la sofferenza, ma se uno ha bisogno di avere il contatto sia umano che anche scolastico, perché non darglielo? Quello è lo scopo di tutta questa nostra, tutto questo nostro manifestare.